ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in un altro video agricolo. Oggi siamo a Vighizzolo d'Este in provincia di Padova e siamo qui con i nostri amici dell'associazione dei trattori d'epoca, la Làgana. E cosa siamo qui a fare? Allora, prima cosa, sfilata di trattori fino al castello d'Este, facciamo un'esposizione di trattori presso il castello, poi un bel pranzo insieme, ci sarà da divertirsi perché anch'io qui ho il mio trattore d'epoca da portare a destinazione. Quindi ragazzi, là alle nostre spalle sono tutti i trattori già accesi, aspettiamo solo la partenza e ci vediamo dopo.
Ragazzi, arriviamo a Castello d'Este, qui ci fermiamo per una piccola sosta, una mezz'oretta circa. Come avete visto, un bellissimo rinfresco offerto dai nostri amici dell'associazione La Làgana. Mangiamo qualcosa, beviamo qualcosa, visitiamo il castello che qui è stupendo. Non guardate alle mie spalle, c'è il palco per il concerto di Claudio Baglioni. Per il resto, il trattore che abbiamo portato qui, lo M, molto divertente, molto bello. Come avete visto dalle immagini, ci siamo fatti un bel pezzo di strada con il trattore. Adesso andiamo avanti con la giornata e vi aggiorno più tardi. A dopo, ragazzi. Ragazzi, ore 11, noi ripartiamo per andare via dal Castello d'Este. I trattori già accesi. Però che gusto che sei, famoso.
Ritorniamo a Vigozzolo, mettiamo giù il trattore ed è ora di andare a pranzo, a mangiare qualcosa e soprattutto bere perché fa caldo. A dopo ragazzi. Ringraziamo tutti i soci della Làgana che sono presenti e perché la famiglia Franchin e la famiglia modenese. Esatto. Perché abbiamo scelto Vighizzolo? Perché è iniziato tutto da Vighizzolo anche. È iniziato qua. Quindi adesso vorrei qua la moglie di Angelo e anche la moglie di Albino e tutte e due si chiama Graziella, porta pazienza. Avanti le Grazielle! Avanti le Grazielle! Allora, un ringraziamento. Allora qua c'è al nostro indimenticabile Albino con il ringraziamento dell'Angana amici di Vighizzolo e che abbiamo la targhetta qua, vedete, che è anche l'immagine di Albino. Prego, a lei. Allora la Graziella, moglie di Paolo, di Angelo Franchi, Angelo, di nome e di fatto. Quindi non abbiamo altre parole da dire. Noi lo ricorderemo tutti gli anni. Tutti gli anni. No. È impossibile dimenticarsi sia di Albino che di Angelo, perché sono stati due punti di riferimento per l'associazione e per tutto quello che ha fatto per l'amicizia e tutto quanto. Vedere sempre il lato positivo anche quando gli era il lato negativo. Grazie. Grazie. Amici di Trattori d'Este. Grazie a tutti, grazie ancora. Ragazzi, abbiamo finito di mangiare, mangiato benissimo qua con i nostri amici della Làgana e adesso riprendiamo il trattore, quindi un paio di chilometri ancora col trattore e dopo vediamo cos'altro succede qua. Ciao. Ciao. Alla prossima. Alla prossima a Sant'Elena. Bene, ciao.
pensavate fosse finita, ma ci siamo fermati al bar a bere ancora. Adesso andiamo avanti con i trattori. Ragazzi, noi abbiamo anche il taxi per tornare a casa con Gianmarco e tutto il resto della ciurma là dietro. Non so se si vedono, ma ci sono. Bene, dai, giornata bellissima qua oggi a VIGHIZZOLO d'ESTE. VIGHIZZOLO d'ESTE. Per correggermi, perché mi sa che prima ho detto un altro nome, ma va bene così, ormai l'abbiamo preso di sole. Ragazzi, grazie di aver guardato il video, grazie di averci seguito, mettete un like, iscrivetevi al canale. E cos'hai da dire, Marco, ancora, Gianmarco? E non solo sole. Non solo sole, anche birra qualcuno. Mi raccomando, 29 e 30 di agosto ci vediamo a Sant'Elena in provincia di Padova. Raduno Nannini 45.
raduno Landini 45, aspettate che c'è qualcuno anche davanti.